Non è una cosa così scontata, è un sistema virtuoso che secondo me può essere un esempio per tutto il Paese. È un'iniziativa che pone il nostro litorale all'avanguardia in Italia, quella del progetto Turismo Sociale ed Inclusivo nelle spiagge venete. Finanziato dalla Regione e coordinato dall'ULSS 4 Veneto Orientale con la partecipazione delle ULSS 3 e 5, l'iniziativa offre a persone con disabilità servizi in spiaggia e la possibilità di svolgere un'attività lavorativa in quello che il Ministro alla Famiglia e Disabilità, Alessandra Locatelli, nel corso della sua visita, ha riconosciuto come un sistema virtuoso che coinvolge istituzioni, associazioni e privati. Il fatto che oggi ci sia stata qua il Ministro che ne ha riconosciuto la bontà, l'importanza e il successo è sicuramente un elemento di grande soddisfazione. Noi come azienda saremo sempre in prima fila, come azienda sociosanitaria, per portare avanti questo ed altri progetti, perché non solo vogliamo che le spiagge del Veneto siano le più inclusive, ma vogliamo che soprattutto i nostri ragazze e ragazzi diversamente abili possano accedere al mondo del lavoro in un'ottica di vera inclusività e di sviluppo della nostra comunità. La parola d'ordine è inclusività, in quanto valore fondante di un progetto di miglioramento della qualità della vita che intende continuare a svilupparsi. Ma sono sicura che già col pezzettino che hanno aggiunto quest'anno e che riguarda la competenza lavorativa occupazionale e l'inclusione lavorativa e anche abitativa, già si aggiunge quel valore aggiunto in più che è prezioso per tutti. Poi ci sono sempre esperienze positive che si possono aumentare perché si può diffonderlo meglio, si può raggiungere le città, le montagne, insomma estendere un progetto che sia di accessibilità e inclusione a tutto il territorio.